Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. E rieccoci pronti per iniziare dicembre con la grande energia delle stelle di Radio.0. Pronti per le ultime novità? E allora iniziamo subito, diamo il via al nostro viaggio tra i 12 segni e iniziamo come di consueto dall'Ariete. Rallentati dalla luna opposta al vostro segno, potreste non accorgervi immediatamente di alcune proficue opportunità lavorative. Tenete gli occhi ben aperti, quindi. Non lasciate poi che qualcuno vi tagli la strada senza battere ciglio. Usate le vostre armi invece più efficaci. Toro, anche se in questo periodo non vi sentite granché fortunati negli affari di cuore, invece potete davvero dare il meglio di voi senza timore. Accontentarvi non è facile, ma se qualcuno sarà abbastanza paziente non rimarrete affatto delusi. Amici dei Gemelli, la luna potrebbe darvi un grande sprint in questo momento, ma voi sembrate alquanto distratti e non sempre riuscite a prendere la palla al balzo. Non gingillatevi, un verbo perfetto in questo periodo. Usate tutto il tempo a disposizione senza sprecare risorse e vedrete che i risultati arriveranno. Cancro, tenete a bada il nervosismo con lente e profonde ispirazioni. Non prendetevela per una parola di troppo sfuggita nei vostri confronti, poi. La voglia di evadere si fa proprio sentire, ma prima di abbandonare ogni freno pensate alle conseguenze. Leone, le dolci sinfonie delle vostre amabili parole sanno ammaliare senza alcun dubbio, ma dopo l'antipasto occorre preparare anche il resto. La luna in bilancia facilita i vostri compiti, ma questo non significa che oggi potete restare in panciolle. Vergine, la voglia di impegno e responsabilità non è molta in questa giornata, ma dovrete sfruttare la forza di volontà per andare controcorrente. Il diverbio potrebbe poi accendersi per un non nulla, ma basterà un sorriso per placare le acque agitate. Bilancia, la dea bendata ci mette lo zampino e se in passato non avete centrato il bersaglio, ora potreste davvero farcela. Non pensateci a lungo però. Trattative in corso, guidati dalla potente spinta di Giove e sapete già che ne uscirete certamente vincitori. Scorpione, in questi giorni Marte vi tiene sotto scacco, amici. Attenti alle ambizioni smisurate, quindi, che dovreste mitigare facendo ricorso a qualche saggio consiglio. Serve una ferrea disciplina per controllare gli eccessi e per non creare problemi sia a voi sia agli altri. Sagittario, avete grandi abilità organizzative grazie al sestile del Sole con Saturno, approfittatene sia nel lavoro o per sistemare i vostri spazi personali magari. Non siate poi troppo seri, anche nelle questioni intricate si può trovare il lato umoristico delle cose, ricordatelo. Amici del Capricorno, mitigate le razioni eccessive dettate da quel brontolone di Plutone. Meglio una tantum lasciar correre, non farsi guastare l'umore, soprattutto in questa prima giornata di dicembre. Troppo perfezionisti poi per accontentarvi di un risultato mediocre, ma tenete bene a mente che anche sufficiente è un bel voto. Acquario, la luna in bilancia fa apertamente il tifo per voi e anche il Sole e Saturno oggi, che si guardano amichevolmente, vi favoriscono appieno. Sapete accettare saggiamente ogni condizione, ma avete anche il buon senso di provare a migliorarla, naturalmente. E chiudiamo infine con i pesci, che in questo 1 dicembre, dovendo scrivere un'importante relazione, dovranno tenere d'occhio le sviste e le imprecisioni. Meglio quindi metterci qualche minuto in più senza avere troppa fretta. Nel rapporto di coppia poi via libera a stimolanti avventure da vivere insieme in piena condivisione. Ed è tutto quindi per questo 1 dicembre, questa prima giornata del mese dalle nostre stelle. Noi ci risentiamo domani con tutte le novità. Intanto a tutti auguriamo una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0